Appena 28 giorni, ecco quanto in media impiega la pubblica amministrazione in Sardegna a saldare le fatture ad imprese e professionisti, un dato che colloca l'isola tra le regioni più virtuose d'Italia. I particolari con Graziano Pintus. I lavori vengono conclusi e il pagamento a professionisti ed imprese che li hanno eseguiti arriva in media dopo 28 giorni. Sardegna regione virtuosa, preceduta solamente da Trentino, Valle d'Aosta e Friuli nel rapporto stilato da Confartigianato Imprese su dati del Ministero dell'Economia. Appena 5 anni fa le amministrazioni pubbliche sarde pagavano tecnici e società d'appalto mediamente 65 giorni dopo l'emissione delle fatture. È un trend che sta andando avanti, diciamo, da 4-5 anni a questa parte. Che cosa lo ha determinato? Diciamo che gli ultimi provvedimenti a livello nazionale hanno messo alle strette insomma, i comuni e gli enti e poi insomma, siamo in Europa e anche da lì sono arrivati dei diktat perché insomma, in Italia e quindi anche in Sardegna avevamo una situazione un po' anomala. La provincia di Sassari tra le zone d'Italia dove i comuni pagano più velocemente, in media dopo 22 giorni, mentre gli enti locali di Oristano, Nuoro e Cagliari saldano rispettivamente dopo 28, 29 e 30 giorni di media. Spicca nella classifica anche la città di Sassari, che ha erogato 84 milioni di pagamenti in soli 22 giorni, mentre la città di Cagliari, prima di saldare 27 milioni di fatture, ha lasciato trascorrere 41 giorni. Quartu invece, per regolare 6 milioni di pagamenti, ha atteso ben 55 giorni. Io faccio un lavoro per un comune, quindi per l'amministrazione pubblica, chiaramente ho dei dipendenti o delle tasse da pagare, l'ideale sarebbe compensare queste due partite, di dare e di avere, avendo diciamo, a bilancio quel saldo che non sarebbe altro che la compensazione.